Bella raga, ciao a tutti del comandone veneziano. Pole position Williams e pole position di Patrese, secondo Mansell, poi Berger e Senna. Non sono riuscito a fare un bel giro, un po' così. Quindi pole position per la Williams, appunto, di Patrese. Siamo a 26 punti, Senna e Mansell, 20 Patrese. Mondiale, bellissimo, non pensavo sinceramente, pensavo più dominato da Senna e invece no. Dai raga, c'è Balestre qua sopra, Molson Export, sembra The Balestre. man in a green flag will go across there. Dai. They're ready to go now. And they go away very quickly indeed. They get a brilliant Le start. partite su sta mod sono impossibili. Then there was a contact, bottom left corner. Trying to sprint his way through. Somebody's gone off and I can't see who it is from here. Andiamo a Mansell, anche Mansell, ho detto Patrese, ci ho scatenato. No, mamma mia. But he was all right. He got it gone. Now we see debris in the background flying around, and there's been an incident. There's certainly been contact. 6 punti per Nigel, Ayrton 26, attenzione. He's right up alongside him. No, dropping back a bit as they come out. Sul passo da fenomeno per il campione brasiliano. Looking like an attack down the inside. Ricordiamo che è Prost il campione in carica. Tremendously cheeky and wonderful stuff. And real racer stuff. Great, and he's still trying. La cronaca è bella, però ti distrae. And the sparks flying, showing that there's a low ride height and a very heavy fuel load. So coming through to C'è tensione, Beppe, c'è tensione. Yes, tremendous charging first out. Devono scappare via i primi, però. And to great effect. Il Ferrari non mi preoccupa, è Patrese, ragazzi, c'è un mondiale, Patrese. Grand Prix driver Jonathan Palmer. What is it, Jonathan? Well, apparently, Murray, what happened was that off the line was in first gear and got a lot of wheel spin. Un super pack. La Ferrari sembra ritrovata, la Ferrari di Prost. Siamo là, Beppe, siamo là, dai. Is absolutely flying round this circuit. Yes, he looks like a man who means business today. He's certainly charging. Calma, ecco una gara favorevole. Però già in qualifica ho visto una macchina non alta. But you have to watch for the man trying to make the charge behind him. Mansell è un secondo, bene. Però non riusciamo a prendere Prost, la cosa mi preoccupa, dato che le Ferrari quest'anno sono dei camion. Patrese vuole prendersi la testa del mondiale. Grandissimo Pat. Dai, dobbiamo spingere di più, ragazzi. Serve più ritmo al campione brasiliano. Dai fioi, dai fioi. New fastest lap of the race goes on the caption. And they're really just chipping away at this fastest lap. There's nobody going quicker by leaps and bounds. Classico giro record di Ayrton. Yellow flag, yellow flag. No, mamma mia, quanto ho rischiato. Dai però, dai. Bisogna capire chi si ritira. Tanto dobbiamo lesi dietro. Forse proprio Mansell. Attenzione. Mansell rompe il motore. Incredibile, Nigel. Distrugge il motore. Questa è una notizia bellissima. Io devo recuperare posizioni, non posso star così. Ok, Prost a portata. Non riusciamo a superare. Qua c'è la macchina di Nigel, o Nigel, lascio sempre voi la scelta parcheggiata. No, brutto errore qua di Ayrton, incredibile errore di Ayrton. Ah,
erroraccio gravissimo di Senna, non da un campione come lui. E adesso è dura prendere il podio. Pazzesco comunque Patrese. Se vince, probabilmente, se non erro, che ha 20 punti, fa primo nel mondiale se rimane così la classifica. Bruttissimo errore di Senna, forse un po' teso, che se non è da lui, un campione come lui è sempre glaciale. Ma non ne ho molto oggi, Purtroppo questo mod qua non è che ho molti giri. Attenzione, attenzione, il tracciato è un po' umido, che c'è qualche goccia di pioggia, era prevista anche. Da capire. No, non ho proprio ritmo, Fiori. No pass, no pass. A quel punto c'è un po' la pista leggerissimamente bagnata, nel senso quella texture là vuol dire che c'è un po' di umidità, ma poca. Salvo ritiri, vince il pat, ragazzi, Podio era tranquillamente nella portata, ma l'errore alla seconda curva mi è costato carissimo. Dopo non riesco proprio ad avvicinarmi. Speravo meglio qui in Canada. Credo sia il ritiro di Massimo, incredibilmente Fede Williams volano. Patrese show. Addirittura 4 ha perso 3 decimi. Scusate. Recupero nel settore centrale. È il primo settore che perdo tanto. Anche l'ultimo settore vado benino. Anche qua un po' la pista un po'. Now, this is the start of the last lap. The 1 lap to go signal. Questa curva è un bastarda. Because he doesn't want to be rushed, he's not going to rush, he's got plenty of time. Qua Patrese al 90% vince. To the finish, but Un grande incredibile, altro che record su record di vittoria. Totally un-overawed, and that really was tremendous racing. Questo è il bello di GP4. Attenzione, yellow flag va dietro, yellow flag va dietro. So, in the end, a fairly straightforward win. It looks like as he just comes around to complete the lap. And wonderful drive, but a pretty boring second half of the race. It all got pretty processional towards the end. Quarto posto, niente. Yes, almost up to the last corner now. Accontentiamoci e basta.
Almeno Massa si è ritirato, quindi 0 point per Nigel. Ma speravo in qualcosa di meglio, onestamente. Vince Patrese su Williams Renault. Quarto posto per Senna, un po' deludente. Cavolo, ma qua è bagnato, sì. Forse non c'è la texture della pioggia, probabilmente. Sì. Raga, purtroppo incidente in qualifica, partiamo ultimi in pole per Mansell, non sta girando niente come deve, cioè è pazzesco. Che Gran Premio del Messico è un premio che amo, non capisco, non sono proprio in condizioni in sto momento. Dai raga, 30, Patrese, 29 Senna, 26 Mansell, non farà rivolta però. Qualificazioni orrende, questa è un incidente adesso i primi possono superarli facilmente. Dai, buono. Mamma mia, ricordo di questo Gran Premio, sono da piangere quest'anno. Adesso Ayrton deve fare veramente una gara da no fenomeno del più. Looking like an attack down the inside. Williams incredibile. Back inside, tremendously due to it, and wonderful stuff. Sempre prima Real racer stuff, and he's still trying. Sì, ha fatto il primo giro da Ayrton. Yes, tremendous charge in first lap, as we've come to expect, and to great effect. Well, down in the pit lane, the man who's got the story for us, Grand Prix driver Jonathan Palmer. What is it, Jonathan? Well, Jonathan apparently, Palmer. what happened was that off the line was in first gear and got a lot of wheel spin. Non devo prendere assolutamente qua che ho fatto sciocco, come si suol dire. Non devo prendere minimamente il codo. Fastest di Senna, stiamo volando, cazzo, già They're really ottavi. just chipping away at this fastest lap. There's nobody going quicker by leaps and bounds. Devo superarne ancora tanti. Questo modo non è semplice anche perché è molto instabile. Però al passo c'è comunque un'astronave. La McLaren 91 è fortissima. Anche se Berger dorme. Tanto sorpasso. Sto arrivando, fiori, mamma mia. Potevo fare tranquillamente la pole. Ho fatto un incidente grosso, ciao. Io mi do massimo 2 tentativi. Se c'è un incidente, sono cazzi miei. È finita. Ho avuto un incidente al primo giro. Ed è andata così. Qua. A questo punto qua. Attento, qua devo stare attento. Mamma mia. New fastest lap of the race goes on the caption. New fastest lap of the race di goes Ayrton, on the mamma come caption. stiamo volando. And they're really just chipping away at this fastest lap. There's Ma nobody siamo going settimi quicker by fuori leaps tutti in and questo bounds. momento. Mi serve a poco fare i fastest, che non siamo neanche in zona punti. Vediamo il capolavoro di Ayrton. Non posso permettermi neanche il minimo errore. Le Ferrari sono un po' in ripresa, questo fa piacere. Sono campioni in carica, no? Sta pitturando adesso Ayrton. No, no. Mamma mia. Ok.
Che non devo ciucciare Alesi. Ayrton ce la fa. Non l'ho presa in pieno per un nuovo coraggio. Guarda che lotta davanti. L'ha presa in pieno però Jean. È molto vicino Jean. Guarda cosa ha fatto Alesi. Incredibile sorpasso di Alesi, ma incredibile, sto prendendo tempo con Alesi, credo. Siamo in difficoltà, Non riesco a tenere dietro Alesi. Guarda come mi rallenta, ma vaffanculo! Guarda come mi frena davanti. Ma guarda che roba. Dai. Ok, devo prendere in pieno, c'è poco da fare. Abbiamo Patrese. Che Mansell è in first position. Mancano 3 laps. Attenzione, Patrese sbaglia. Errore di Patrese. Ecco che mi blocca. Fa il gioco per Mansell, incredibile quello che vedo in Messico. Che lotta, ragazzi, Gran Premio del Messico bellissimo, però un ternazzo di Ayrton. Mamma mia che lotta dall'ultima posizione. Simply the best. Questi sono i Gran Premi che mi fanno amare questo gioco. È difficile tenerla, Yellow flag ma molto dietro. Dobbiamo stare attenti qua. Presa la grande. Abbiamo Prost. Dai, spingi. Scia. Guarda come chiude Prost. Prost è un golpone. 2 laps remaining. Non inglese, il padre lingua. Incredibile, Austin e Williams stanno rompendo i maroni però. Qui c'è stato il ritiro di Mansell in Canada. Simply the Xenna però questa gara in Messico comunque vada, è un qualcosa di meraviglioso di Sulberger. Gerardo, grazie. Ecco. Finta l'esterno e va all'interno. Stellare Ayrton. C'è solo Nigel. Now this is the start of the last lap. Last lap, no, tra last lap. 1 lap to go signal. E adesso vediamo se Senna riesce a fare il capolavoro massimo. Che migliore comunque si vede. Capolavoro messicano, vedremo. Guarda come chiude Nigel. Guarda come chiude Nigel. Credo che ha dominato la McLaren. Guarda come mi chiude, ha capito qual è il mio. Non ci credo, ma guarda che la bellezza di questo gioco è incredibile. Non se l'ha chiuso il punto giusto. Adesso è dura qua sorpassare è dura. Pretty boring second half of the race. It all got pretty processional towards the end.
almost up to the last corner now. Dentro è pazzo, lo sappiamo. Attenzione adesso, ci prova, incredibile. Silenzio. Incredibile capolavoro, Senna vince una gara senza senso. Sì. Da ultimo. Niente, la in qualifica non va. Pole di Prost incredibile, 15esimi. Purtroppo un giro perfetto era dal primo barra secondo perché avevo un vantaggio di meno di un decimo su Prost, però mancavano ancora 5 curve, la penultima curva sbaglio. Cioè, non ne sto azzeccando una in qualifica, porca miseria. Dai raga, niente qualificazione. Però 2 o 3 punti che Messico sicuramente era messo Yes, tremendous stuff, he good brain stuff, he was right on the limit to break the car, so a bit of a switch, but he was alright, the gun gone down, see debris in the background, flying around. Quindi il concetto che amo e odio, nel senso dipende. Che bello il po' di Prost. Il caso dimostra sempre di essere un grande. Un professore. E sotto poco mostro una cosa, non sbaglio parecchie volte. Io mi sono inchiappettato la curva. Quando mi filano in curva così, che cazzo ci posso fare? Yes, tremendous charging first lap, as we've come to expect, and to great effect. Well, down in the pit lane, the man who's got the story for us, Grand Prix driver Jonathan Palmer. Well, apparently, Murray, what happened was that off the line he was in first gear and got a lot of wheel spin. P6. Si vede che la moto era più forte, si vede. Però sto cercando le qualifiche, Prost, Mansell. New fastest lap of the race goes on the caption, and they're really just chipping away at this fastest lap. There's nobody going quicker by leaps and bounds. Le qualifiche erano un po', diciamo, non sono coincidente con la pioggia, sono uscito alla fine, era si asciutto, infatti ho usato le slick, però qualche punto un po' bagnato mi è costato caro. Adesso vediamo. Qui a Magny-Cours. Sicuramente più bello del Paul Ricard, che è un progetto che sta altamente sui maroni, che sembra il Magny-Cours che conosciamo noi, qualche variante, cioè un po' diverso del Magny-Cours della nostra generation. Le gare oggi facciamo stagione 91 e 92, non ho ancora deciso il 92 con chi partecipare, e dopo torniamo con la 2010. Che c'è un cume da risvegliare che non vincerà il 2004, ragazzi. Da troppi. Eccola qua il braccio, che adesso ovviamente non sbaglio. P4, faccio fatica adesso. Benissimo, se Prost è davanti, tanto non è in lotta per il mondiale. New fastest lap of the race goes on the caption. New fastest lap of the race goes on the caption. They're really just chipping away at this fastest lap. There's nobody going quicker by leaps and bounds. Sono un bello professionista, asso impossibile per me, dipende dalla modo, ma assolutamente impossibile. Guarda che macchina, ma anche la macchina, però non si sinceri. Peccato, volevo fare veramente il dominio, vincerle tutte, invece non è così. Anche qua siamo già arrivati, mancano ancora giri, non devo fare i cappellotti però, Che bello di vedere la Ferrari e Prost competitivi.
Mansell davanti, ma possiamo farcela. Poi ci sono le due curve, la prima e la seconda, dove recuperiamo tantissimo. Boom. Ovviamente non deve tradire la McLaren, che ha avuto già un problema tecnico. La trasmissione alla terza gara mi sembra di buona, probabilmente. Mansell chiude bene. Qua però fa un qualcosa di sublime Ayrton. Certo, poteva pensare di vincere tutto, a lottare sempre. Adesso c'è il piccolo Alain per il duello più bello della storia della Formula 1. Piccolo Alain. The Magic contro un professore. Leto fuori, sospensioni, comunque abbiamo 39 punti Ayrton, 32 Mansell, 32 Patrese. Mondiale per il momento apertissimo. Ayrton è a caccia. Mamma mia che palle. Mansell è a 0,4 comunque, 4 decimi. Siamo tutti... No. Erroraccio. Eccolo là. L'errore che non ti aspetti. Incredibile errore di Ayrton. Questo è pesante. Potevo vincere la gara, secondo me avevo le possibilità. Ho strafatto e l'ho presa in dubbio. Mi deve arrivare almeno quarto. Cagata come indiana. Ma così Magny-Cours per me è così una gara che può fare, cioè che il dettaglio minimo fa la differenza. Ayrton furioso, lo vediamo dal camera car, sa che l'errore è suo, però stavolta purtroppo anche i migliori sbagliano e ci sta. Mi sono ritirato almeno. Devo fare che roba! Mamma mia, sembra tipo veramente Interlagos con Piastri che becca Antonelli che poi becca Leclerc. Ci è andata bene, però mi frenano a volte veramente in un punto dove non posso più far niente. Ormai possiamo arrivare solo quarti. I saw a puff of smoke. You watch. I saw it just out of the car, and there it is, and it's got a bit worse. So remember, problemi. His car smoke when he was driving the Ferrari throughout a Grand Prix, for a whole Grand Prix, and still finished the race. So it doesn't necessarily mean it's terminal, but that is a bit more than just a puff like an overfilled tank or the breather. McLaren però they're a bit worried about it. They overfill the tank, and in the early laps it puffs. But motore proprio, motore. A bit of a bigger puff. And there's that puff of smoke that James was talking about. And that looked like a massive engine blow up. And that is a major engine blow up. La testa del mondiale. Yes, that's a really spectacular cloud of smoke. It must have been very difficult for the drivers right behind them to see where on earth they were going. But everybody seemed to get through all right. And then everything switched off, and there he is. So at the end of the day's work. Sadly reflecting on how fortunes can change. He is out of the race.
Raga, andiamo a vedere la classifica, nonostante 2 ritiri siamo ancora prima a 39 punti, però Mansell, Tallone a 38, Patrese 36, Prost rientra con 26, mondiale bellissimo. Costruttore invece la Williams ha preso un po' largo, ma possiamo recuperare. Mondiale bello, meno male che Prost ha vinto questa gara, così ha mantenuto la prima posizione, però fioi, non è semplice questo mondiale, pensavo una passeggiata, e invece no. Raga, un saluto del comandante veneziano, ciao!